Buongiorno Fioi, da me, dal caffè e da questa Tinnebrook. Guarda che comunque ti ho segnato anche questo come parcheggio. Io mi sono messo là perché non sono mona, cioè tira vento Fioi, de sera, te mori dal freddo. Tu se vuoi entri di qua, guarda, ti giri qua, hai tutti gli spazi di manovre. Oggi vi porto a fare l'ultima parte di Tinnebrook, si dice così, si pronuncia così, che è la parte sud-ovest. Personalmente sarà un giro ancora più nostalgico perché quella è la parte dove io andavo con i colleghi a caccia, tra parentesi sparavano loro, chiusa parentesi, e a pesca, aperta parentesi, dove ho preso uno squalo gattuccio e serra parentesi. Tutto coincide alla perfezione, cioè il meteo è veramente tipicamente scozzese. Ok, per carità, sì, è vero, ci sono anche le giornate primaverili con i colori eccetera, però vuoi fare Tinnebrook con questa giornata qua? No, è il massimo. È un gran culo. Ricorda che la Scozia, climaticamente parlando, dovrebbe essere l'immagine di una terra malinconica nel senso poetico del termine. Siamo già a maggio, è già passato più di un mese e ci sono 5 gradi. Il mio consiglio, se vuoi andare a fare escursioni ma soprattutto giri in bici, è portarsi via un abbigliamento tecnico e sempre tra virgolette K-Way da tenere in zaino, tra virgolette K-Way nel senso quelle cose, anche le giacchette da vento, no? Quelle proprio che usano i ciclisti. Partiamo. Voglio dare una piccola nota tecnica agli appassionati del settore, approfittando di questa giornata molto cupa, per dire che ho spostato l'ISO della GoPro da 800 a 1600. Cos'è l'ISO? L'ISO è la sensibilità dell'obiettivo. Cosa succede? Perché l'ho fatto? Cosa succederà? Aumenterà rispetto a prima notevolmente la luminosità nelle zone buie, cioè dove non c'è il sole eccetera eccetera. Contemporaneamente però diminuirà la qualità video, ossia aumenterà il disturbo. Il disturbo è tipo quei quadrettoni grandi, hai capito? Quello è il disturbo. Ti godi doppiamente l'e-bike qui, perché essendo alla fine tracciati corti, cioè sui 30-40 km, la puoi usare in trail, ossia con un po' di assistenza. Sono ancora un po' nervosito da ieri, perché praticamente ho questo cliente milionario, che è sempre lì a farsi tutti i suoi giochetti psicologici per tirare sul prezzo, cioè di quelle cose veramente oscene e imbarazzanti, decisamente imbarazzanti, anche perché cazzo sono veramente tra i più economici che ci siano, quindi ti crea una frustrazione immensa questa cosa, di dover stare là a controbattere, in qualche modo a combattere, seppur a parole, ma per cosa? Per niente, perché questo, sai, veramente a me verrebbe da mandarlo a quel paese, però sai, devi essere sempre anche gentile, perché dopo
parlano male di te, mi ha risposto male, qua e là, quindi stai attento. Quando hai a che fare con i milionari, sì, guarda, ti dico proprio, in questo posto mezzo devastato, esatto, sei perfetto per loro. Sai che alla fine sono quelli che ti fanno penare, perdere un sacco di tempo, perché sta lì a contrattare, a guardare il centesimo, mamma mia, con i macchinoni e le ville che hanno, e ti ritardano con i pagamenti. Io questa cosa non l'ho mai capita, cioè proprio tu che sei un mangiaschei dovresti far di tutto, oltre a elemosinare, a fare accattonaggio come fai quando contratti con me, dovresti far di tutto per tenere i tuoi soldi. Quindi non hai immaginato che sia un professionista, che sia un muratore, che sia un idraulico, un meccanico, una qualsiasi cosa, gli ritardi di continui pagamenti, gli fai tutti questi giochetti psicologici che provi a sminuirlo in tutti i modi, che provi a creare crisi inesistenti e via discorrendo. Secondo te, ma ti fa prezzi di favore questo dopo, nel futuro? No, cioè io questo tipo avrà tutt'altro listino, per capirci. E va bene, continuiamo a goderci il panorama. E che panorama, e che panorama, perché guarda cosa succede. Praticamente tra il vento e il terreno umido, cioè gli alberi cadono giù, quindi devi stare attento, soprattutto quando senti quei scricchioli là. Era questo quello che volevo? Sì, cioè più o meno no, sono alla ricerca di quei 2 o 3 punti che mi ricordo bene che facevo quando venivo qua. Dico già subito a te che stai guardando dietro le mie lenti, o quelle di acciaio, o quelle delle fotocamere, che le aspettative sono molto basse, perché ho scandagliato da mesi la zona con Google satellite, con la vista satellite di Google Maps. Street View ovviamente non esiste in queste zone, e niente, non sono riuscito a trovare quel punto dove ci mettevamo a pescare, dove c'era quel piccolo porticciolo, quella lastra là di cemento, e quel ponticello di ferro dove si metteva Piero a pescare. Quindi quando ti raccontavo la loro magia nel commemorare tutto, allora qua c'è scritto che un giovane, guardando questa roccia, ha esclamato: è un elefante. Tu riesci a vedere un elefante in questa roccia? Sì, io sì. Vuoi guarda la testa che ha a destra. Ma questi sono caduti tutti assieme. Va che roba. Beh, adesso vado anche relativamente tranquillo, perché insomma ha smesso di tirare vento. Stamattina c'era vento, no, che casca 2 o 3 alberi in testa. No, ma a parte scherzi, sei gente morta, ma tanta, ma non qua, in generale in tutto il mondo, per gli alberi che cadono. È un attimo, non ho capito se stanno ripopolando la vegetazione o se gli stanno dando il giro, perché qua non credo che ci passano, cioè non vedo neanche impronte di trattore, insomma, ecco, solchi creati dai trattori per tirare fuori il legname, e ripeto, tutto recintato per il, tra virgolette, problema dei cebi. Deve essere il famoso The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Credo di sì. Sai, anche perché sapevo che sarebbe stato fantastico di esplorare queste zone per la temperatura, perché sì, ok, è vero, puoi avere terreni a volte difficili e lo so, e salite, no? Tante salite, sali, scendi, ma c'è sempre quest'aria fredda, a volte gelida, che ti raffresca, no? Quindi sei costantemente dissipato e in sostanza non senti la fatica, cioè tu ti fai tracciati di 40 km e ritorni, tra virgolette, deluso, nel senso che dici: ma come mai è già finito? Non è possibile, c'è un qualche problema sulla traccia, sul navigatore? No, nessun problema, è proprio, vuoi un po' anche la piacevole scoperta dei posti che ti fa dimenticare quello che stai facendo, ossia il pedalare, no? Quanti laghi, fioi, manco sono segnati nelle mappe da quanti ce ne sono. Ecco, sì, questa è la terra che ricordavo. Vallate, wow, wow, che storie, fioi, la cartolina sta roba. Sto cercando di andare il più lento possibile, perché poi tutti questi posti non ci saranno più, nella mia vita intendo, no? È un po' come
tutte le cose. Racconta anche la canzone Dust in the Wind, no? Che chiudi gli occhi per un momento e quell'attimo è svanito. Un po' tipo sto Oseo. C'è il momento in cui io sono qui, nel wild più estremo della Scozia, a guardare un lago così inesistente, con l'oseto che canta. Me li devo ciucciare bene sti momenti. Era un Scottish Terrier in Scozia. Hello? You're having a good cycle around the area. Yeah, it's fantastic. I remember the area because 25 years ago, I went 25 years ago, I went here with my boss and my colleague because I'm Italian. Oh yes. I worked in Air, you know Air. Oh yes, here. Okay, and sometimes in the weekend we come here. Oh nice. Now I'm searching, usually we went in a little house, I just try, just for memories, Yeah, I know, for It's memories. nice. Yes, it's good. No, it's good. Yeah. Yeah, well you might, good luck to Yeah, in thank finding. you. And you okay. have a nice day. Yeah, and you. Bye. Falco. Falchetto, racconto sempre la mia storia agli scozzesi, no? La storia che sto ritornando nei posti, perché so e constato ogni volta che loro apprezzano queste cose, apprezzano il discorso del ricordo, della nostalgia. Cioè, in sostanza il Fioretto ho detto che sto provando un po' tutte le spiagge, quel posto dove andavamo a pescare. Adesso non dico la casetta attaccata alla fattoria là, perché insomma quella è proprio dentro, però almeno il posto dove si andava a pescare, dici, insomma, ecco. Wow, guarda che storia fa, che sei spazzering, wow, quanto spazzering non è qua, però capirai che è una vittoria comunque, perché io sto cercando un ricordo di 24 anni fa, 25 quel che era. Contemporaneamente ne sto creando un altro. Altri 25 anni dirò, quando andavo con la mia mountain bike nel wild più estremo e assurdo della Scozia a vedere queste spiagge deserte. Guarda, perdonate i video lunghi, ma scusate se meritano ste robe. Oggi spiaggia, la spiaggia a dir poco deserta, siamo a 40 km dentro le foreste più selvagge. Bellissimo. Non sono un amante dello star fermo, però di fronte a questo panorama veramente assurdo, cioè siamo il male dentro le foreste, siamo sbucati in una spiaggia deserta, e come possiamo non star fermi qua almeno una mezz'oretta a contemplare questo sogno? Aspetta, però non sono solo come pensavo, la cena barchetta. Ad ogni modo, queste sono le classiche spiagge della Scozia, quelle deserte, quelle non turistiche, quelle che non troverai su YouTube, a parte nel mio canale, perché c'è quella cosa tanto odiata da tutti che è l'attività fisica. Attività e movimento e cambiamento è vita, fioi. Dio buono. Abbiamo perso, secondo me, questa voglia di esplorare, di conoscere, o meglio forse l'abbiamo confusa, perché noi crediamo che tutto sia facilmente raggiungibile, ossia noi andiamo in tutti i luoghi che vediamo nei social, ma nei social cosa trovi? Ovviamente luoghi commerciali. È ovvio a cosa servono i social, e i luoghi commerciali per essere remunerativi devono essere ovviamente di facile accesso. Altrettanto ovviamente tutto ciò che è di facile accesso capirai che per legge matematica porta una moltitudine di persone. Altrettanto
matematicamente la moltitudine di persone porta a degrado, sporcizia, delinquenza, negozi, chi più ne ha più ne metta. Aspetta, perché Godita negozi come che fosse una disgrazia, però vabbè dai, ci siamo capiti. Vedo che un po' in tutta la spiaggia ci sono migliaia e migliaia di queste specie di tane, forse sono di granchio. Salutiamo questo piccolo paradiso e proseguiamo. Segnati che oltre a vestirti 100% waterproof, impermeabile, portati via anche dei sacchetti, quelli che si usano per mettere la roba in congelatore. Io uso quelli dentro allo zaino per mettere magari le robe elettroniche, hai capito? Per quando dovessi arrivare della pioggia proprio pesante, insomma, ecco. A parte che la pioggia pesante qui in Scozia io non l'ho ancora vista, anzi non l'ho mai vista neanche quando abitavo qua. Quella pesante, ossia quella che ti stonfi, ti fradici, l'abbiamo vista a Chester, però Chester era in Inghilterra. Allora, per quanto riguarda il commute, la traccia è del 3 maggio 2026 e per quanto riguarda questa spiaggia, se vuoi ritrovartela su Google Maps o vuoi arrivarci in non so che modo, si chiama Hostel Bay Beach. Attenti sempre a pronunciare beach, perché beach, cioè B-I-T-C-H, vuol dire cagna. Magari testio parlare con una tosa non è proprio il massimo, insomma. Una cosa che non sapevo e che sto imparando quest'anno è che qui nel Regno Unito sono molto tipiche le oche dalla testa nera. Sai, quella bestia che io all'inizio pensavo fosse un cigno, no? E dicevo, che strambi sti cigni. Poi cammini e ti ritrovi il cavallo col peo. Cosa fa tutti qua? Ah, che misteri. Fantastico. E fa finta e fa morirti. Oh. E fa finta di niente, dico. Guarda che roba. Fa finta adesso, ha finto. Aspetta, forse ci siamo, perché io ho una foto. Cazzo, vuoi vedere che era questa? La spiaggia della mia foto. Ma che può essere questa? Ok, continuiamo, sempre alla ricerca dei posti dove andavo a pescare. Non vorrei illudermi, ma perché questa mi sembra la salita dove ho la foto del fattore col trattore che faceva così. Però questa spiaggia no, non me la ricordo. Sto guardando se vedo la fattoria. Qui c'è una fattoria. No, ma non era così. Il panorama sembrerebbe questo, però credo di aver fatto un po' troppa strada da quella spiaggia. Guarda come che ho i capelli. Se non ricordo male, in quella spiaggia ci eravamo andati a piedi, ci eravamo arrivati a piedi. Ciao Fufi! Sembra che debba piovere. Insomma, anche nel caso chi se ne frega. Sono più impermeabile io di un ombrello oggi, ma sono impermeabilizzato di brutto. Proseguiamo di là. Di qua ho visto che c'è una fattoria. Proviamo, non si sa mai che sia. E se era perso. Ma se te mi corri davanti è polpo. Oddio no, è questa. È questa. È questa. E cazzo sì è questa. Qua la foto con le mucche. Qua c'è le mucche col pelo lungo. Aspetta. No, sto collegando. No, il finire era dopo la casetta. No, non la ricordo così, non era questa. Sto guardando, mi sto concentrando. No, non è quella. Agnellini. Beh sì, senti la mamma che chiama gli agnellini. Che dice, cavate la strada, bete. E loro corrono, guarda come li corre, guarda. Che forte. Che spettacoli della natura, guarda questi. Ma quelli delle pubblicità, guarda che faccia. A lot of spazzering. Senti che spuzza di merding. Perché sto in parte. Fantastico. Mi guardo anche le spalle che non mi arriva i tori. Chi mi incorna? Non si sa mai. Gli occhi. Wow. Reazione anti-spazzering. Anche questa è un'altra bella spiaggia selvaggia, forse molto meno rilassante rispetto alle altre, perché potrei avere dei tori liberi qua alle spalle. Adesso non so se sono tutte mucche o c'è anche qualche toro in mezzo. Tutto bello e continuiamo il nostro giro. Guarda sti abiti, stai in parte che te supero.
No, niente. Eccola, bravo. Oh, là. Ok, sono arrivato a casa. Casa quella con le ruote. Mamma mia che cavei, che cos'è il cappuccio. Non quella che avevo in affitto, quella ormai è rimasta decine di chilometri più indietro. Giusto per contarti un po' i cassi miei, sono soddisfatto. Allora, l'obiettivo mio di venire qui a Tinebreitz era effettivamente di fare la costa con la mia mountain bike e di vedere un po' le altre zone che non avevo visto di Tinebreitz, di Tinebruch da solo. Effettivamente è stato fatto alla grande, spiagge fantastiche, tutto fantastico, tutto bellissimo. L'unica cosa, se proprio devo star là a lamentarmi, che non sempre è una brutta cosa, sai, perché lamentarsi è una strada verso la perfezione, e la perfezione di solito non è che fa sempre schifo, hai capito? Sì, è che volevo trovare quel famoso posto dove andavo a pescare. C'era una specie di roba così, come questa, che però non scendeva ma rimaneva dritta. Era un piccolo attracco per le barche, esatto. A sinistra c'era un piccolo allevamento di salmoni, tipo 6 vasche, così. E più in là c'era questo piccolo ponticello, diciamo una passerella di metallo dove solitamente andava Piero, era il suo posto preferito, mentre io e Mauro volevamo stare qua nel pezzo di cemento. Non l'ho trovato, però neanche ci resto troppo male, perché è da mesi che andavo a cercarlo su Google Maps e non lo trovavo. Ho scandagliato con la vista satellite e tutto quanto, probabilmente in 25 anni è cambiato, avranno fatto qualcos'altro, insomma, ecco, e quindi io non lo rivedo più. Pertanto, ok, cari amici, da questo preciso momento inizia l'avventura in Scozia, ossia andrò a vedere tutte quelle cose che non conosco. Piccolo spoilerino, a parte Edimburgo al ritorno, che c'ero già stato e già la conosco. Wow, sto risalendo per la parte interna, cioè guardati le strade per capirci, ci sono solo corsi d'acqua e null'altro, non ci sono case, non c'è nulla di nulla. Questa strada è un po' inaspettata, nel senso che non avrei dovuto fare la parte interna, col discorso che è venuto fuori che potevo prendere il traghetto per andare a Tinebruch. Ho preso il traghetto ed ora mi ciuccio sto wild dume. Più passa il tempo, più trovo come sistemare meglio la bici. Ormai è parte integrante del camper, accidenti. Sì, dici tutto comodissimo, a parte quando è smerdata di cacca di pecora o di mucca. Però quando mi fermo in certi posti, che devo stare 2 o 3 giorni, una settimana, quel che è, la bici la metto sempre dietro nel portabici, in modo tale da avere più spazio vivibile dentro. Me la sto facendo con più calma possibile, il più lentamente possibile. Guarda, sono i 40 all'ora. Questo perché prima di tutto il posto è molto tipico, quindi è rilassante. Cioè mi sento fuori, mi sento in Scozia, insomma, ecco, mi sento in un posto fuori dal mondo. Secondo luogo, non c'è traffico, quindi sai, ci sono solo io, posso permettermi di andare alla velocità che voglio. E il terzo motivo è che avevo le batterie al 40%, per carità, voleva dire ancora 200 ampere di litio, che non è per nulla poco, però insomma ho attaccato tutti e 2 i DC-DC, significa che sto caricando a 90 ampere ora e guadagnando nelle batterie 75, questo perché ho anche la batteria dell'e-bike in carica, quindi bisogna fare tutti... Wow, cioè, proprio wow, così, se no troppo prendo sonno perché è troppo piacevole, troppo rilassante, veramente è soporifero. Wow. Qua siamo, non c'è neanche nomi. Ripartenza 99 euro. Qua alla mia sinistra io avevo sto immenso lago, veramente immenso, senza nome, cioè su Google Maps non aveva il nome. Mi viene da dire Loch Lomond. Mi sono anche dimenticato di pranzare, che tortura, fioi.
close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Non sarà mica la ferrovia, io volevo dormire qua. Tappa rovinazzi. Allora Fioi, io abiterei fuori da Kilcourn Castle, che è quello, Areola. È solo che non lo vedo dalla mia abitazione. C'è un bel po' di gente che cammina, però sono tutti local, sono tutti scozzesi. Non è ancora giunto il momento, però forse è il caso di dirlo perché non me ne dimentichi, è una cosa importante, sai. Sai le famose mucche delle Highlands, quelle col pelo e le corna larghissime, presente? Tanto carine, coccolose? No, un caso. Attento che quelle scornano, spesso anche involontariamente, perché proprio si girano con la testa, magari per scacciare qualche moscerino, eccetera, e le scornate sono veramente molto pericolose. Qui è una cosa risaputa, in molti posti puoi trovare proprio i cartelli di pericolo che ti avvertono di questa cosa. Nel caso in cui tu non dovessi trovare questi cartelli di pericolo, te l'ho voluto dire io, insomma, ecco. Fa scena a vederlo così da sotto, no? Sinceramente. Se potevo in una bugia, no. Purtroppo vedi, vengono sempre chiuse le vecchie strutture, i rovinazzi, per motivi di sicurezza. Mamma, che spettacolo anche qua. Qua siamo dietro al castello. Ecco, mentre la Sony sta registrando questa clip video, io ti dico che sto già facendo l'esperienza con i famosi midges. Sarebbero, diciamo, le loro zanzare. Ma guarda te, me l'ero segnato come sosta, ma magari anche ci si dorme qua. Nel frattempo che io dico ci si dorme qua, non so se vedi le rondini che svolano. Può sembrare un posto epico, però ti dico, è uno spot. La zona è sulla principale sostanzialmente, quindi ne vale senza ombra di dubbio la pena la sosta. Guarda che posti, neanche chiederselo, però abitare qui no, non ho bei tracciati da mountain bike o comunque un paesino dove vivere quei 2 o 3 giorni, hai capito? So che ti può suonare anche un po' strano come discorso, però tieni conto che io ho tappe programmate per praticamente 5 mesi, quindi è chiaro che ho una selezione non da poco, che non, pertanto non posso fermarmi su ogni cosa che vedo, hai capito? Non mi dà assolutamente fastidio la gente, però capirai che è diverso dagli altri castelli che abbiamo visto. Questa è una cosa turistica, nel senso che lungo la strada c'è il parcheggio, tac, 2 passi e ci sei arrivato. I went too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. I went too far and kissed the ground beneath your feet.
when everything I am is gone. I try to reach for another soul so I can feel whole. Oh, give me some love. Oh, give me some love. Oh, give me some love. Give me some love and hold me. Give me some love and hold me tight. Oh, give me some love. Give me some love and hold me. Give me some love and hold me tight. Why can't I turn around and love again? Love back in time. I had to turn around and walk away. I couldn't stay here. Why can't I turn around and love again? Love back in time. I had to turn around and walk away. I couldn't stay. I had to walk away. Se dovessi dimenticarmi, cioè perché non ho portato via l'Osmo, sono venuto solo con la Sony, la chiesa figa che hai visto nell'introduzione è la chiesa di San Conan e siamo a... Oddio, aspetta, Dalmali, non mi ricordavo il nome. Avevo promesso di non riprendere col telefonino, ma questa è un'eccezione, guarda, mi sono fermato proprio là a bordo strada, ok? Anche questa è una cosa touch and go, però da tacciare assolutamente, ragazzi, visto che interni. Che stanchezza assurda. Non è niente di che, però sono attaccato al traghetto. Un parcheggetto tranquillo, con le barchette che passano, un pub alle mie spalle, io sono proprio devastato. Quindi ci aggiorniamo. Sto provando a vedere cosa combino con il tramonto, con la Sony ovviamente, perché questa è tra virgolette, no vabbè, in action cam no, però insomma è comunque una lente da 1 pollice, insomma non possiamo pretendere. Guarda, là c'è un Oseo, non mi ricordo il nome, che è molto simile al cormorano. Non so se si vede con la telecamerina, uno lì che fa le immersioni, eccolo là, e uno là si è appena immerso. Siamo, non so neanche io dove siamo più o meno per strada, siamo vicini al traghetto di Oban, credo Oban. Play